Ore di apprensione per le sorti del giovane vicentino 17enne residente a Lonigo scomparso ieri nel lago di Lavarone in Trentino. Sono riprese all'alba le ricerche del giovane originario della Costa d'Avorio che vive in città da circa un anno, appartenente ad un gruppo scout locale con cui si trovava sull'altipiano. È scomparso ieri pomeriggio dopo un tuffo nel lago. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine il giovane si sarebbe tuffato da un pedalò pensando che l'acqua fosse bassa. In base a quanto riferito, il giovane non sapeva nuotare. Le indagini verificheranno se si sia trattato invece di una caduta accidentale. Immediate ieri pomeriggio sono scattate le ricerche che si sono interrotte nella notte senza esito. Stamattina a lavoro sono tornati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trento, i volontari di Lavarone e i carabinieri. Ricerche rese difficoltose dalle caratteristiche del fondale, acque torbide e melmose che in alcuni punti raggiungono i 25 metri.